Ma imprenditoria non soltanto, anche il lavoro giovanile. Ci sono due questioni oggettive e poi un tema aperto che riguarda i giovani. Le questioni oggettive sono uno, che la maggior parte delle risorse sono immobilizzate da chi non è giovane in questo paese, che è un paese peraltro in cui la generosità ha una generosità privata, quella delle famiglie verso i figli, verso i giovani, è elevatissima, ma non corrisponde una, chiamiamola generosità pubblica, cioè una capacità di utilizzare risorse della fiscalità collettiva per i giovani. Questo è un problema serissimo, bisogna trovare un modo equilibrato ma veloce per spostare una parte delle risorse che sono immobilizzate per noi più vecchi verso i più giovani. E questo è un lavoro delicatissimo, da fare con urgenza e da fare con equità, ma da fare. Il secondo dato oggettivo è quello dei numeri. Dal punto di vista demografico c'è una questione che non si può sottovalutare. Siamo di più noi anziani, sono pochi i giovani, quindi con poco peso anche numerico di pressione. Eh, allora non si può fare niente, no, allora ci sono due questioni che vanno affrontate, secondo me, con spirito costruttivo, sano. La prima riguarda chi ha il potere e chi ha l'età più avanzata, cioè quelli che intercettano e che controllano la maggioranza delle risorse. Se non liberiamo una parte pubblicamente, collettivamente di queste risorse verso i giovani, ci facciamo male a noi stessi, perché non investire sui giovani significa creare una condizione per i prossimi 20 anni di miseria e di grave criticità per noi più anziani, perché sarà come un boomerang che ci torna addosso. La seconda questione è rivolta ai giovani. Non è mai stato facile farsi strada, non è mai stato facile trovare un lavoro, non è mai stato facile fare un'impresa. Ecco, io so che vanno rimossi i due problemi, vanno affrontati i due problemi di cui parlavo prima, però la differenza la farà anche la capacità di uno, di 10, di 100, di 1000, di 100.000 dei giovani che vivono in Italia di fare pressione, non una pressione contestataria oppure depositata sul fatto che in famiglia stanno bene, ma una pressione sana, costruttiva di cambiamento di questo sistema, perché le opportunità di miglioramento della propria condizione vanno create dal sistema, lo dice anche la nostra Costituzione, no? Però vanno anche conquistate dalle singole persone, quindi c'è bisogno anche di una spinta che venga dai più giovani, una spinta costruttiva per prendersi il futuro che gli spetta.